Sabuda. Bella ragazzi, qui è Sabuda, siamo qui con il primo vlog delle 10 domande come ogni settimana. Non voglio sentire tipo hai copiato questo, hai copiato quest'altro, eccetera, eccetera, perché semplicemente cosa è questo tipo di rubrica? È una rubrica fatta per non dover stare a rispondere ogni secondo a tutte le persone che ti scrivono nei commenti sempre le stesse domande. Si fa questo tipo di vlog o a fine settimana o a inizio, quando cazzo vuoi, e lo metti e basta. Così le persone vanno a vedersi i vlog, che sono anche abbastanza interessanti perché così potete vedere quanto sono brutto, quanto questo periodo non mi stia facendo la barba. Infatti vedete che sono molto, no? E quindi questo è un tipo di rubrica che alla fine non esiste copiare uno, copiare l'altro, perché non è una grandissima idea, è una scemenza che fanno tutti quanti. Più che altro io mi atterrò a dargli un nome originale che ancora non ho scelto. Allora, partiamo subito con la prima domanda. La prima domanda è: come ti chiami? Beh, perché siccome me lo chiedono, anzi no, prima. Beh, prima chiediamo, mi è arrivata questa domanda, sto leggendo la scaletta, siccome io porto gli occhiali ma non ci vedo un cazzo senza, non voglio fare il vlog con gli occhiali perché sono brutto, leggo così. Allora, perché non fai vlog con le FAQ? Lo sto facendo, me l'hanno chiesto tante persone, ho deciso di farlo. Comunque per l'illuminazione, boh, adesso vediamo un pochettino come organizzarci. Così l'ho fatto così la prima volta con questa luce qua, vediamo come se la spengo. Non cambia assolutamente niente, comunque lasciamo un po' così. Come ti chiami? Io mi chiamo Massimiliano, quindi se volete essere più confidenti con me mi potete chiamare anche Massi, però preferisco comunque che mi chiamate Sabuda perché, boh, non lo so, è molto carino, Sapuda, è molto caricaturale come nome. Poi, quanti anni hai? Ne compio 21 il 15 settembre, quindi ragazzi, sabato è il mio complemento oggetto, no, è il mio compleanno. Non so, forse metterò un video speciale sul canale, non so, bisogna vedere un pochettino. Poi mi chiedono tante persone, di dove sei? Allora, penso che si capisca che sono sardo, lo dico ovunque, si capisce dall'accento, ma mi chiedono di dove sono di Cagliari. Cagliari è il capoluogo della Sardegna, sud della Sardegna, Cagliari, quindi sono proprio, non in provincia, ma proprio nella città di Cagliari. Poi, altra domanda. Giochi a PS3? Mi viene fatta spessissima questa domanda. Giochi a PS3 o Xbox? Beh, ragazzi, io gioco su PC, quindi questa domanda è un po' così, perché mi chiedono sempre PS3 o Xbox come se il PC non esistesse, ma ricordatevi che secondo me la piattaforma per eccellenza del gioco è il computer. Nonostante venga trascurata, nonostante bla 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 bla, la piattaforma per eccellenza per il gioco è il computer. Per tanti motivi, magari dirò un altro PC, in un altro video, e poi anche perché, ragazzi, la fantasia delle persone in un PC è grande, è talmente tanto grande da poter creare altri giochi nei giochi. Non dimentichiamoci che giochi come Counter-Strike, giochi famosissimi, non sono altro che mod fatte da persone di altri giochi. Ad esempio, Counter-Strike ho scoperto che è una mod di Half-Life, fatta da persone e quindi immaginatevi la varietà del computer, della possibilità che ti dà il computer. Poi mi viene chiesto con che cosa registro. Allora, i programmi con quale registro sono due. Uno è Dixtory, che uso principalmente per fare il live con altre persone, perché registra abbastanza bene, non in qualità altissima, però mi registra l'audio su due channel diversi. Mi registra l'audio del PC su un channel, l'audio della mia voce su un altro canale, in modo che poi li posso bilanciare in modo da avere un audio pulito e un audio appunto bilanciato. Invece poi registro anche con un altro programma che si chiama Action Mirillis, che è la versione craccata da dei problemi e quindi forse lo comprerò. E poi scusate se guardo lì perché io tendo a guardare a me, invece devo imparare a guardare nella telecamera, allora ci provo così. Registro con questo Action Mirillis che è un programma, ragazzi, i video pesano poco, poi non fa scattare il computer, è un programma praticamente perfetto per registrare, è qualcosa, non lo so, il sogno di tutti i YouTuber che stanno sul computer, infatti potrei comprarlo, tanto costa soltanto 20 euro, eccetera, eccetera. Poi altra domanda, che PC hai?
Allora, non voglio stare qua a elencarvi tutte le caratteristiche, quindi mi sto mettendo a scrivere le caratteristiche in modo che le metto sulla destra nella descrizione del canale. Nella descrizione del canale ci sono tutte le tappe, ci sono tutte le cose così, e quindi metterò anche la descrizione del PC. Poi, una domanda che mi fate spessissimo, ma per il Sunday Community vale anche, non so, far la cacca in video? Ragazzi, nel regolamento del Sunday Community c'è scritto che vale qualsiasi tipo di video. Questo significa una cosa sostanzialmente. Significa che il video può essere con qualsiasi argomento, qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di video voi vogliate, ma non è detto che verrà accettato. Cioè, se voi mi fate un video, non so, andate allo zoo e fate vedere la scimmia che si masturba, cioè non è che viene accettato. È un video che vale per il Sunday, ma non viene accettato per ovvi motivi. E quindi questo è il motivo per cui non vengono accettati tanti video. Allora, poi mi sono dimenticato prima di leggere la domanda: con che cosa renderizzi i video? Renderizzo i video con Sony Vegas, che purtroppo a volte dà dei problemini perché sto sempre cambiando formato cercando quello perfetto. E quindi sì, renderizzo con Sony Vegas, mi trovo abbastanza bene, a parte i problemi che mi dà ogni tanto, tipo quelle 3 puntate di Minecraft che avete visto dove c'era sempre quella cazzo di oscurità, ma adesso come vedete poi è stato risolto. Quindi Sony Vegas, che sia il 9, l'11 non lo ricordo. Poi con che cosa hai preso la partner? L'ho presa con Jimba, ragazzi, Jimba Network mi ha offerto la partner direttamente, ho parlato direttamente con Legolas F90, mi ha fatto fare la procedura per la partner e collegarmi a Eurogamer, perché la partner effettiva è con Eurogamer nonostante il ponte sia a Jimba. Quindi 10 domande sono finite, abbiamo fatto 10 domande e c'è un ultimo argomento di cui vorrei parlare, 5 secondi. Che cos'è il Sunday Community? Non tutti hanno voglia di vedersi il video, quindi ve lo dico così velocemente. Il Sunday Community è una rubrica, non è un contest prima di tutto, è una rubrica atta a sponsorizzare le persone che vorrebbero emergere. Quindi magari tu hai 100 iscritti, 400, 500, comunque meno di me, ma se vuoi farlo e ne hai di più va bene lo stesso. Puoi fare il video per il Sunday. Se è un video ben fatto viene pubblicato qua, in modo che i miei iscritti, che comunque stanno salendo e sono già abbastanza, infatti tendo a ringraziarli e ci tengo a ringraziarli, i miei iscritti possano vedere i video e possano andare a iscriversi sul canale di coloro che hanno pubblicato il video qui. Quindi potete partecipare, potete mandare il video dal lunedì al venerdì. Il sabato, appena mandate il video, vi verrà comunicato che il video è stato ricevuto e il sabato vi verranno comunicati i risultati. Quindi qua è tutto quanto per questa prima puntata delle domande a Saud, che non so ancora che nome dare a questa rubrica. Scusate, stavo leggendo una cosa. Ci sentiamo alla prossima, bella!